Ok, dalla location qui di Capo Milazzo ci troviamo esattamente al castello e siamo in attesa di fare delle ulteriori riprese per questo festival di Siso. A dopo, grazie per l'ascolto sempre su TVN. È online e lui l'abbiamo trovato? È qua, sei ciao. online, saluta gli amici del web. Ciao ragazzi. Che ci devi dire di questo Siso? Qualche cosa? Avete Ci già andiamo visitato? sotto, se tu vieni mi dici qualcosa. Intanto Cominciando aspetta, però. salutiamo. Allora un abbraccio, siamo Ciao. qua con Carmelo che ci ha invitati e ci vuole illustrare Sta cominciando proprio in questo momento il Siso Film Festival, vi invitiamo a vederlo. questo qua, è un piacere. Ci vuoi dare qualche delucidazione? Sta cominciando proprio adesso, possiamo farlo dopo dato che sta... Qua siamo nell'antro ciclopico della plastica, dove potete vedere la plastica che hanno recuperato. delle risorse dell'industria del mare che vale 3.000 miliardi di dollari l'anno. Possiamo proteggere però solo ciò che conosciamo, apprezziamo e amiamo. È questo lo scopo dell'Ocean Literacy. Ricercatori, educatori, divulgatori, volontari, tutti noi abbiamo un compito importante: comprendere come l'oceano influenza la nostra vita e come noi influenziamo la sua. Prenderci cura dell'oceano è prenderci cura di noi. La bioplastiche. Queste particelle causano ogni anno la morte di uccelli, mammiferi, tartarughe e pesci e colpiscono in un modo o nell'altro tutti gli animali marini, dal minuscolo krill ai grandi predatori, per arrivare a noi attraverso il cibo che mangiamo. Nel 2050
poi ci sono i cambiamenti climatici. L'oceano copre il 70% della superficie terrestre, trasporta il calore dall'equatore ai poli, regola il clima e fornisce l'acqua che beviamo. Più alta diventa la temperatura superficiale dell'oceano, più frequenti diventeranno uragani e inondazioni. Più aumenta la quantità di gas serra emessi nell'atmosfera, maggiore l'anidride carbonica sciolta nell'acqua e maggiore l'acidità dell'oceano. Una grave minaccia al pianeta, pari a quella del riscaldamento climatico, con conseguenze imprevedibili sulle catene alimentari, sul benessere dell'oceano e nostro. Proteggere l'oceano vuol dire proteggere il nostro presente e il nostro futuro. Ecco perché ci piace l'economia blu, che punta su ricerca, innovazione e tecnologia per cambiare il nostro modo di produrre, distribuire e consumare. Soluzioni innovative nelle attività marittime, nei trasporti, negli strumenti finanziari. Possiamo vincere la sfida. Essere sostenibili e creare nuove opportunità di lavoro in un mercato, quello delle risorse e industrie del mare, che vale 3.000 miliardi di dollari l'anno. Possiamo proteggere però solo ciò che conosciamo, apprezziamo e amiamo. È questo lo scopo dell'Ocean Literacy. Ricercatori, educatori, divulgatori, volontari, tutti noi abbiamo un compito importante: comprendere come l'oceano influenza la nostra vita e come noi influenziamo la sua. Buonasera a tutti, a quelli che sono tornati dopo ieri sera, a quelli nuovi che sono qui per la prima volta. E allora ripeto qualcosa già detto ieri sera: è la seconda serata del SISO Film Festival che abbiamo voluto mettere insieme, creare, inventarci grazie all'aiuto di Carmelo per festeggiare il montaggio del suo capodoglio, l'inaugurazione del MUMA, e quindi questa è la terza serata di questa 3 giorni dedicati al mare. SISO in questo caso sta per, la S è quella di SISO, I di International, l'altra S sta per SEAS e l'altra è per Ocean, quindi è un festival dedicato ai mari, agli oceani, alla vita degli oceani, per sensibilizzare il pubblico, la gente sui problemi che stanno vivendo questi ambienti straordinari di cui ieri sera avete avuto un'idea, credo abbastanza esaustiva, su quelli che sono i pericoli che stanno correndo gli oceani e qual è l'impatto dell'uomo su questi ambienti che si credevano infiniti, sconfinati, incontaminati e che l'uomo non avrebbe mai potuto padroneggiare. E invece la realtà è molto diversa, siamo riusciti anche a incidere su questi ecosistemi che coprono il 70% del nostro pianeta. E ripensando a quel filmato di ieri sera e alla parola stessa da cui deriva ecologia, quindi oikos, mi è venuto in mente un paragone che sicuramente colpirà le signore che fanno le faccende di casa. Ecco, immaginatevi il nostro pianeta, la nostra casa, e noi che nascondiamo tutte le cose peggiori sotto il tappeto, in altri angoli nascosti, sperando che nessuno li veda, nessuno se ne accorga. Sicuramente un comportamento del genere lo stigmatizzereste, non lo approvereste, e voi siete sicuramente le prime a non fare queste cose. L'umanità nel suo complesso invece ha questa idea che se le schifezze si nascondono sotto la terra, si seppelliscono oppure si mettono in fondo al mare, spariscono magicamente e nessuno le scoprirà mai. In realtà sia la terra che il mare piano piano queste cose ce le restituiscono, e magari anche con gli interessi. Il filmato di questa sera, Chasing the Thunder, racconta la storia di una nave della flotta di Sea Shepherd, questa importante associazione ambientalista che è nata per proteggere i mari e gli oceani dallo sfruttamento, dalla pesca illegale, dallo sfruttamento eccessivo. Racconta l'avventura di una nave, ripeto, di Sea Shepherd, che insegue per oltre 3 mesi
un peschereccio illegale nelle acque dell'Antartide. Ieri sera avete visto come anche l'Antartide non se la passi troppo bene, nonostante sia un continente di ghiaccio, deve purtroppo difendersi ormai dal riscaldamento globale. Le sue acque stanno cambiando un pochino, non tantissimo per fortuna, perché il freddo ancora resiste in Antartide, però nelle nevi, nei ghiacci dell'Antartide si cominciano a trovare, questo ormai da qualche decennio, sostanze tossiche che arrivano un po' da tutto il mondo, trasportate dalle correnti aeree e dalle correnti marine. Questo filmato appunto racconta di questo inseguimento lunghissimo nelle acque dell'Antartide da parte di questa nave di Sea Shepherd, che è stata coinvolta in questo inseguimento addirittura dall'Interpol, che ha individuato questa nave contrabbandiera di pescatori di frodo, ha segnalato a Sea Shepherd l'esistenza di questa nave in queste acque un po' particolari, perché l'Antartide legalmente non appartiene a nessuno, è un territorio dove sono vietate qualunque forma di sfruttamento economico, e in Antartide l'uomo ci può andare soltanto per fare ricerca. Quindi è un patrimonio dell'umanità ed è una sorta di serbatoio di grande ecosistema, di grande riserva naturale a disposizione di tutta l'umanità. Tra l'altro è anche un archivio di tutto quello che è successo sul nostro pianeta a partire da 500.000 anni in qua, da quando si è formata l'Antartide, perché l'enorme spessore di ghiacci che copre questo continente, al di sotto dei ghiacci dell'Antartide c'è terraferma, quindi c'è roccia, è un vero e proprio continente, al contrario dell'Artico, dove il ghiaccio copre soltanto il mare. Nel momento in cui, come ho detto ieri sera, il ghiaccio dell'Artico scomparirà, ci rimarrà soltanto un nuovo oceano un po' più freddo degli altri. Quindi pescare in quelle acque è assolutamente vietato. Ovviamente i paesi che fanno parte del Trattato Antartico hanno qualche problema a intervenire con le loro flotte, a oltrepassare questi confini. Per questo l'Interpol ha interpellato e ha coinvolto Sea Shepherd, che non è nuova a questo tipo di interventi. Ad esempio funziona molto bene come associazione di controllo di quello che succede nei mari delle Galapagos, queste isole remote rese famose da Darwin. Sono difficili da controllare da parte di quei pochi civili e di quelle poche gruppi di polizia anche marittima che ci sono sulle Galapagos. Quindi hanno chiesto più volte l'intervento delle navi di Sea Shepherd, che sono particolarmente attrezzate e hanno anche una maniera un po' rude di cercare di risolvere i problemi, a volte anche speronando e danneggiando, se non affondando, in alcuni casi le hanno anche affondate queste navi pirate. Ed è per questo che le attività di Sea Shepherd non sono sempre ben viste da parte di altre associazioni ambientaliste, però in certi casi bisogna dire che il loro intervento è estremamente efficace, intervento che in alcuni casi ha anche procurato loro gravi problemi, come alcuni anni fa durante le riprese di un famoso documentario che, se vi capita, vi invito a vedere, che si chiamava Sharkwater. La nave di Sea Shepherd è stata sequestrata e bloccata in un porto di Costa Rica e i membri dell'equipaggio stavano per essere tutti messi in prigione, per cui hanno dovuto letteralmente scappare di notte come se fossero loro i colpevoli, e la loro unica colpa era stata quella di testimoniare le collusioni tra il governo di Costa Rica e i pescatori di squali, che fanno una strage infinita di questi pesci soltanto per prendere le pinne.
Pensate che uno squalo, quando va bene, riuscite a tagliare, a mettere insieme 7 pinne, 2 dorsali, una pinna caudale, 2 pinne ventrali e 2 pinne laterali. Non si va più in là, magari si tratta di bestioni di 300-400 kg che poi vengono ributtati in mare. Quindi capite che enorme spreco ci sia. D'altra parte 1 chilo di pinne di pesce cane vale attorno ai $2.000-2.500 e capite che sul mercato internazionale, alimentato soprattutto dai mercati cinesi e orientali, questo ha un indubbio valore e, come si diceva ieri sera, ormai il metro di tutte le cose è il profitto e in nome del profitto si fa di tutto. Adesso credo dobbiamo aspettare l'assessore. Eccoci qua. Intanto io ne approfitto per ringraziare Angelo Moietta. Un applauso ad Angelo, che è un famoso biologo, non tutti naturalmente mi possono conoscere come me, che insomma sono un tuo estimatore da bambino, ho tantissimi libri di Angelo, tra l'altro me li devi firmare adesso. Me li porti domani alle 5. E siamo insomma onorati della sua presenza, della presenza della moglie qui a Milazzo, sia per l'inaugurazione del MUMA che insomma per questo Siso Film Festival di cui sei presidente e che insomma abbiamo creato per questa prima edizione. Ne approfitto per introdurre l'assessore alla cultura Salvo Presti, che come sapete lui faceva un festival serio che era il Milazzo Film Festival, che riempiva la piazza in maniera importante, e questo è il nostro primo anno, quindi intanto lo ringrazio anche insieme a Carmelo Allega, che non so se è qua, che ci ha aiutato anche a risolvere dei piccoli problemi che abbiamo avuto per appunto i piani di emergenza eccetera, in extremis, grazie insomma al vostro aiuto. Benissimo, allora ringrazio pure loro. Non siamo i 149, quindi siamo nella legalità, ne approfitto insomma per passarti la parola e insomma per dire qualcosa. Grazie mille. Intanto mi scuso per il ritardo, buonasera, grazie di essere qua. Questa è una serata importante perché apre, come dire, il benvenuto per questa manifestazione che caratterizza ormai da 4 anni questo luogo, che è Mishimash, una sorta di sfida un po' di contemporaneità nei luoghi dell'antico, che è una cosa che mi ossessiona. E io voglio farti i migliori auguri perché la sfida di un festival è titanica in luoghi come questo. Io l'ho fatto per 5 anni e mezzo, 6 anni diciamo, al centro di Milazzo. Abbiamo tentato e poi paradossalmente queste manifestazioni, come molte altre, io sono arrivato a sentire l'ultimo pezzo del discorso, purtroppo le manifestazioni di questo tipo, con contenuti di questo tipo, hanno necessariamente bisogno del supporto pubblico. Vale per il jazz, vale per l'impegno civile, vale per il cinema di un certo tipo, vale per il cinema di settore, per la documentaristica. Purtroppo difficilmente diciamo, la logica profitto commerciale appoggia questo tipo di manifestazioni. Per cui io ti faccio veramente i migliori auguri, e tutto questo, ecco, dico, sei riuscito a fare una cosa molto più grande che quella di Siso, anche lì abbiamo affrontato montagne, e grazie veramente alla protervia straordinaria, alla tenacia, alla pervicacia di Carmelo che siamo riusciti ad ottenere questo risultato nel bastione di Santa Maria. È un posto che lentamente si sta trasformando, noi non abbiamo potuto, dicasi, un solo euro da investire per tutto questo, però grazie a tutta una serie di strani percorsi invisibili, piano piano questo luogo sta cominciando ad assumere una identità interessante nella contemporaneità. E mi auguro che questo ecomostro che sta qui dietro presto possa avere anche quello, possa scomparire e niente, lasciare spazio a quelli che sono i binari di un bene culturale che comincia a camminare sui soliti binari: tutela, valorizzazione e promozione. In questo caso io ho potuto fare soltanto la promozione, ci ha pensato Carmelo un po' alla valorizzazione del luogo con una sfida pazzesca, che è quella di mettere il mare dentro un luogo che, come voi sapete, questo è uno dei pochi luoghi
che accumula le fortificazioni, cioè le presenze. Non c'è una sovrapposizione di presenze storiche, ma dagli arabi fino agli spagnoli sono presenti tutte le dominazioni siciliane, quindi è veramente un viaggio all'interno nell'Europa. Quindi i migliori auguri a voi, e grazie di essere qua e godiamoci questa bella serata. Devi sapere che abbiamo uno scoop questa sera, perché Angelo ha fatto una ricerca storica, e, insomma sei anche un appassionato di storia, quindi sicuramente apprezzerai questa notizia. Questa è la targa e la storia è abbastanza semplice dopo. Nel senso che io sono un appassionato di storia della scienza e biologo e subacqueo, quindi mi è capitato spesso di leggere dei libri in cui tornava il nome di questo Henry Milne Edwards. Il posto più strano e dove è più facile trovarlo, stranamente, è un romanzo, 20.000 leghe sotto i mari, dove nell'elenco dei libri che fanno parte della biblioteca del capitano Nemo a bordo del Nautilus vengono citati i libri di questo professore francese che insegnava all'Accademia delle Scienze di Parigi e all'Università di Parigi. Uno dei protagonisti di 20.000 leghe sotto i mari, lo scienziato, il professor Aronnax, è stato descritto e creato da Giulio Verne rifacendosi a questo professore, che qua e là veniva citato, ma con non più di 2 righe, come il capostipite delle immersioni biologiche in mare, ma senza andare molto lontano. Allora la cosa mi ha incuriosito parecchio, ho cominciato a scartabellare, a vedere in internet che cosa ritrovavo, e ho scoperto che nel 1844, al termine di una sua campagna di ricerche che lo aveva portato inizialmente lungo le coste del nord della Francia, si era poi spinto in Italia, in particolare in Sicilia, dove si era spostato dall'isola di Favignana fino a Milazzo e a Messina e a Catania, per continuare le sue ricerche biologiche. Quello che lui racconta, dice, quando ero sulle coste della Manica, dell'Atlantico, mi era molto facile andare a cercare gli organismi che mi interessavano, perché ci sono grandi maree, escursioni di marea. Quando c'era bassa marea andavo a piedi, mi raccoglievo tutto quello che mi interessava. In Mediterraneo le cose erano molto diverse. Allora ero riuscito ad avere, grazie al Ministero della Pubblica Istruzione dell'epoca francese, un'apparecchiatura particolare che era stata inventata da un certo colonnello Paulin per i pompieri di Parigi. Un elmo collegato a un compressore a mano, una pompa ad aria, che permetteva ai pompieri di penetrare anche in luoghi invasi dal fumo senza pericolo. Lui si era fatto prestare questa attrezzatura, se l'era portata in Sicilia, aveva trovato un'imbarcazione adatta di circa 12-13 metri che si chiamava Santa Rosalia, quindi tipicamente siciliana. Rosalia, va bene. Vabbè, la prossima volta. Per cui aveva navigato, ripeto, poi da Favignana fino a Milazzo, e a Milazzo aveva provato questa apparecchiatura immergendosi nel porto di Milazzo fino a una profondità di 5-6 metri. A Messina era sceso anche un po' di più, perché era sceso anche a 8-9 metri. Con questa apparecchiatura molto particolare, immaginatevi un grosso casco appoggiato sulle spalle, piombato con scarpe di piombo, e veniva calato sul fondo con una corda, e lui lì camminava, non poteva neanche inclinarsi molto, perché se si inclinava troppo l'acqua sarebbe entrata all'interno dell'elmo, con conseguenze poco piacevoli per il nostro professore. Per cui tant'è vero che una volta si è sbagliato a dare i comandi e l'hanno tirato su di fretta e furia, perché temevano che gli fosse entrata, invece era semplicemente stato un errore, perché la corda che lo collegava alla superficie si era impigliata e quindi aveva dato degli strattoni
che erano stati malamente interpretati. Però lui stesso racconta, sì, ci ha messo 10 minuti a tirarmi su, se davvero fossi stato in pericolo. Ciao. Leggiamo cosa c'è scritto nella targa. E quindi lui è stato il primo biologo subacqueo al mondo. Nel 1844, proprio qui a Milazzo, ha questo privilegio e questa storia, e mi ha fatto piacere portare questa targa per donarla a Carmelo e alla città di Milazzo. Certo, e poi quando uscirà il lavoro che verrà stampato sulla Historical Diving Society, il bollettino di Historical Diving Society, leggi. Tutti nella primavera del 1844 il professor Harris, leggilo tu che non sono Milne Edwards. Henry Milne Edwards fece la sua prima passeggiata sottomarina nel porto di Milazzo, aprendo così la strada all'esplorazione biologica sottomarina. A ricordo rimanga questa targa, ho messo settembre 2019, Grazie, poi non sapevo Angelo. quando. Un applauso Tra l'altro lui qui fu ospite del barone Lucifero, e non so se ci sono ancora i discendenti. No, c'era infatti la fondazione Lucifero, perché si è estinto il ramo, diciamo. Sì. E lui fu ospite qui nei pressi di... Quindi grazie a nome di tutta Milazzo e della cittadinanza per questa Grazie a voi, certo. Quindi possiamo Grazie. procedere con Con il film, va bene. Vai.